Pensiero del giorno. Mercoledì 18 giugno. Solidali con tutti. La carità è la legge nella sua pienezza. Lettera ai Romani, capitolo 13, versetto 10. In che cosa consiste questa pienezza e perfezione? Lo si capisce dai versetti precedenti, in cui l'Apostolo descrive le diverse espressioni e gli effetti di questo amore. Innanzitutto, il vero amore per il prossimo non fa il male. Oltre a non fare il male, questo amore ci spinge a fare tutto il bene di cui il nostro prossimo ha bisogno. Questa parola ci spinge verso un amore solidale e sensibile ai bisogni, alle aspettative e ai legittimi diritti dei nostri fratelli e sorelle, verso un amore che rispetta la dignità umana e cristiana, verso un amore puro, comprensivo, condiviso, aperto a tutti, come ci ha insegnato Gesù. Questo amore non è possibile senza essere pronti a uscire dal nostro individualismo e dalla nostra autosufficienza. La prima condizione per l'amore cristiano è non andare mai contro i comandamenti di Dio. Ognuno di essi vuole condurci a un amore sempre più vigile, più delicato e rispettoso, più concreto verso i nostri fratelli. Chiara Lubich, estratti dal commento alla Parola di Vita del settembre 1993. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di Vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.